Entusiasmo e sicuramente orgoglio si può leggere nel volto dell'ingegnere Giorgio Simioni, il quale viene riconfermato al vertice dell'Ordine degli Ingegneri di Padova per il secondo mandato consecutivo. Un segnale certo importante per lo stesso Presidente, poiché viene gratificato per il lavoro svolto e soprattutto per la fiducia e stima concessagli dai colleghi. È il 21 ottobre, infatti, quando il Consiglio provinciale ha ribadito il sostegno alla presidenza dell'ingegnere Simioni. Diciamo, gli obiettivi sostanzialmente sono quelli di continuare un lavoro che è iniziato molti anni fa. Io con altri colleghi con questi colleghi abbiamo intrapreso un percorso che è quello di rinnovamento all'interno dell'ordine con tante idee, molte di queste le stiamo mettendo in pratica già da qualche tempo, quindi l'impegno a livello nazionale ha portato un nostro collega che è stato presidente prima di me a raggiungere i vertici al Consiglio nazionale, il vicepresidente del CNI, quindi a Roma. Noi dal nostro punto di vista continuiamo sul territorio questo impegno che è quello di valorizzare il ruolo e la figura e l'opera dell'ingegnere portando così anche alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni, informando cioè la collettività di quelle che sono le nostre peculiarità sotto il profilo dell'attività professionale e il ruolo che possiamo svolgere in questo ambito. Ecco, dal 2011 ad oggi si sono raggiunti molti traguardi, vogliamo un attimo tracciare un bilancio? Ma diciamo, come avevo già anticipato, un obiettivo importante è stato quello di spostare Padova sul panorama nazionale e quindi avere la possibilità di osservare in una posizione di privilegio l'evolvere della situazione. Gli aspetti innovativi sono moltissimi oggi perché c'è una riforma in atto per quanto riguarda la professione che rivoluziona il rapporto dell'iscritto con l'ordine. Ricordo che a partire dal 1° gennaio del prossimo anno sarà obbligatorio per chi svolge attività professionale mantenere un livello di aggiornamento e quindi partecipare a corsi di formazione, quindi il problema della cosiddetta formazione continua è un aspetto che porterà a qualificare senz'altro il livello di servizio e la professionalità dei nostri colleghi. E come non sottolineare l'importanza di mantenere costantemente in primo piano il tema ingegneria in accordo con l'attenzione alla società, stimolando una riflessione collettiva ed evidenziando le innumerevoli cadute sulla vita economico-sociale. Poi i momenti naturalmente e gli interessi sono molti e le speranze altrettante. E noi il nostro pallino, se così vogliamo dire, il nostro obiettivo principale e la nostra speranza sarebbe quella di riavviare un percorso virtuoso sulla linea della prevenzione e della messa in sicurezza del patrimonio edilizio, architettonico, ma anche del territorio in genere, ben consapevoli che questo sarebbe, oltre che un indubbio vantaggio per la collettività e per le ragioni che possiamo immaginare, sarebbe anche la possibile apertura di un meccanismo di uscita anche dalla crisi. Ecco, quindi questo sarebbe per noi un aspetto senz'altro importante.